Seksualna korupcija nije privatna stvar. Ona predstavlja obično zlo. Izuzetno je rasprostranjena i često se zanemaruje. A ako se zanemari, ona se onda odobrava. Zato biti trezven i slobodouman čovjek znači držati širom oči otvorene i stajati na braniku protiv seksualne korupcije. La sextorsion est une forme de chantage et de harcèlement à caractère sexuel qui, on le sait, a des conséquences graves sur la vie de la personne. Pourtant, d'année en année, on remarque que le nombre de victimes de ce phénomène est en augmentation. Ehi boss, sì, dico a te boss, lo sai che i tuoi occhi sono come dei pugni? Lo sai che i tuoi occhi sono come dei pugnali? Quando sei lì al lavoro a guardarle le cosce, a guardarle le tette, a immaginare di prenderla e sbatterla sulla scrivania e lei ti sorride, ma il suo sorriso è pieno di schifo, il suo sorriso è pieno di paura, il suo sorriso è una prigione, perché se lei non fa così, tu la licenzi. E boss, anche gli altri in ufficio lo sanno che fai schifo, lo sanno che sei da solo, eppure tu lo sai, fai schifo boss.